Chiappa l'idea! Oggi facciamo assieme delle galline e delle oche per presepe. Bentornati amici ed amiche su Acchiappa l'idea. Oggi faremo delle altre statuine per presepe. Cosa andremo a fare? Andremo a fare degli animali da cortile, delle galline, delle oche e penso anche un gallo o qualcosa del genere. Nello scorso video avete visto le statuine delle pecore. Se ve lo siete perso ve lo andate a trovare nel mio canale, si chiama statuine di pecore, una cosa del genere. Avete visto che ho usato l'argilla che mi ha dato qualche problemino, ha fatto qualche crepa. Sono andato a parlare con la commessa della mia mesticheria di fiducia, dal quale avevo preso questo panetto, e mi ha consigliato di impastare meglio l'argilla, perché se tu la impasti prima di lavorarla la rendi tutta un pochino più uniforme e tende a fare meno crepe, e anche di non lasciarle asciugare vicino a delle fonti di calore in modo che si asciughino più lentamente. Ma ho pensato di utilizzare in aggiunta all'argilla il DAS, questo non è la marca DAS ma sostanzialmente DAS, per provare a vedere come mi trovavo, e quindi le statuine adesso le farò un pochino di terracotta, di argilla così, e un pochino di DAS. Il colore dell'argilla a me piace perché se anche si vede un pochino sotto alla colorazione che andiamo a dare, poi dopo rimane comunque una tinta naturale e ben si adatta alla statuina del presepe. Con il DAS dovremo colorare con più attenzione, secondo me, però può essere un materiale ugualmente valido, lo sperimenteremo. E fra l'altro mi sembra, anche se un pochino più costoso, questo panetto da 1 chilo costa 6,5 €, però magari lo si trova un pochino anche nei supermercati rispetto all'argilla che la si compra soltanto nelle misticherie o nelle belle arti oppure su internet. Detto ciò, non perdiamo altro tempo, velocissimamente la scheda progetto. Grado di difficoltà 3 su 5, tempo necessario 2 su 5, costo del progetto 1 su 5, perché di materiale per fare queste statuine ce ne serve veramente poco. Poi dopo che le avremo fatte vedrete che andremo a colorare con dei colori acrilici, ma di quello ve ne parlo poi dopo. Intanto vediamo la realizzazione delle statuine stesse. Bene, partiamo quindi dalla gallina. Per avere idea della forma vi consiglio di andare a guardare tipo su internet cercando gallina presepe o anche solo gallina, ma qui trovate già delle statuine e delle immagini appunto di statuine come vi possono piacere a voi. Per invece la dimensione che dovete fare, a seconda delle dimensioni delle vostre statuine del vostro presepe, bisogna prendere una griglia come questa che si trova su internet, anche questa, cercando griglia proporzioni presepe. Noi abbiamo le statuine da 20 cm, una gallina è circa 30-40 cm, quindi la gallina che andremo a fare sarà circa fra i 3,5 cm e i 4,7 cm, giù di lì, quindi circa grandina così. E se invece abbiamo le statuine da 10, ovviamente la gallina dovrà essere più piccola, quindi circa 2 cm per le statuine da 10 cm. Partiamo con questa qui, che è una gallina abbastanza classica. Ecco, cosa si può fare? Si può fare una basetta come questa qui, oppure si può anche fare di lasciare sporgere il fil di ferro da sotto la zampa, ottenere quindi 2 ferretti che sporgono sotto alla gallina, in modo da fare dei buchini nel pavimento dove posizioneremo questo pezzo e non far vedere la basetta una volta che sarà poi installata la statuina nel presepe. Con delle piccole pinze o tenaglie vado a piegare un fil di ferro del diametro di circa 1 millimetro. Ecco, questo qui è l'oggetto una volta che abbiamo piegato in maniera approssimativa un po' il fil di ferro. Queste qui sono le 2 gambe e questa qui è il corpo della gallina, e questo qui invece è il basamento. Iniziamo prendendo un pochino di argilla, come vedete, per lavorarla e mantenerla un pochino più morbida, per fare in modo che i pezzi si saldino fra di loro. Si utilizza un pochino d'acqua e vado a ricoprire, come vedete, la struttura di fil di ferro che ho precedentemente realizzato. Cerco di compattare l'argilla nelle varie parti, ecco, fare in modo che diventi un pezzo unico, e poi utilizzando qualcuno di questi vari strumentini che ho
vado a svuotare e a sagomare tutta la struttura. Ora sto facendo le gambe della gallina, vedete così, lì dentro ci sono i fil di ferro, uno per ogni gamba. Poi vado a assottigliare un attimo il collo e a creare la forma qua della coda e vado sempre a lavorarla utilizzando un pochino d'acqua per ammorbidire. Ora aggiungo quelli che penso si chiamano bargigli, che sono quei cosi che hanno sotto la gola, che andranno poi colorati di rosso. Qui sto facendo l'occhio. Per fare l'occhio faccio un buchino e poi dopo gli vado a inserire una piccola pallina fatta con l'argilla. Ora sto intagliando la forma delle zampe e quindi faccio le 3 unghie che hanno tipo davanti. Vedete? Sono abbastanza soddisfatto della forma che ho ottenuto e quindi adesso, prima di lasciarlo asciugare del tutto, vado a fare l'ultima cosa, che sono delle specie di striature qui con questo legnetto, o si può usare anche tipo uno stuzzicadente, in modo da fare delle righe che ci aiuteranno poi nella colorazione a dare l'effetto del piumaggio e appunto un pochino di profondità al colore. Quindi per sapere come fare queste famose striature vi consiglio di prendere il disegno o la foto di una statuina già esistente e provare a riprodurlo. Comunque devono seguire un po' quelle che sono le striature naturali delle piume delle penne. Ora vado a prendere dell'altra argilla e faccio un'altra statuina. Questa sarà una gallina che cova, quindi non avrà le zampe. Ho pensato che non serve avere il fil di ferro internamente. Ora sto disegnando la testolina con il becco e la crestina e vado ad attaccare i bargigli. Qua ci metto un pochino di Vinavil che può essere utile, vedete quel puntino bianco, per far aderire le varie parti. Ora faccio la pallina minuscola che sarà uno dei 2 occhi della gallina e lo vado a inserire dove ho fatto un buchetto. E anche questa qui dopo gli disegno tutte le striature delle penne e delle piume. Bene, mi dichiaro soddisfatto anche di questa gallina. Adesso la mettiamo ad asciugare. Ora penso che farò un'oca. A questo punto, con un altro fil di ferro, sempre lungo circa 15 cm, vado a creare la struttura interna per fare l'oca. L'oca di per sé è abbastanza simile alla gallina, semplicemente ha il collo un pochino più lungo. Ora non lo vedete, ma sullo schermo del mio computer c'è il disegno appunto di un'oca, cioè la statuina di un'oca al quale mi sto ispirando. Quindi dopo aver fatto la struttura di fil di ferro, la andiamo a ricoprire anche qua con la nostra pasta modellabile e andiamo appunto a cercare di mantenerla più compatta possibile e lasciare meno crepe fra i pezzettini di terracotta. Andiamo anche qua a sagomare e a modellare la forma dell'oca stessa, inumidendo l'argilla per renderla più modellabile. Il collo dell'oca deve essere abbastanza sottile, come sarebbe poi nella realtà, e vado anche qua a disegnare e a sagomare la forma delle zampe, che in questo caso è più palmata, meno ad artiglio. Vado a incidere con questa punta anche qui delle striature utili per dare l'effetto delle piume. Ed ecco, ho finito anche l'oca. Vedete? Mi sembra che sia abbastanza proporzionata. A questo punto ci dichiariamo soddisfatti della sperimentazione con l'argilla, puliamo un attimo il tavolo e prendiamo il DAS. Anche qua la struttura interna la facciamo con il nostro fil di ferro da circa 1 millimetro di diametro e lo andiamo a piegare con le tenaglie. Questa qui sarà una gallina che becchetta per terra. Questa volta voglio provare a fare una gallina che becchetta per terra. Quindi questa qui è la parte della base, qui verrà la testa e questa è la coda che è per aria. Ora prenderemo il DAS e proviamo a vedere come viene a modellarlo, se dà la stessa soddisfazione che dà l'argilla. Apriamo quindi il nostro panetto e ne prendiamo sempre circa la quantità di una noce, ecco, e andiamo anche qua a ricoprire il fil di ferro come abbiamo fatto prima utilizzando l'argilla. Anche il DAS, per lavorarlo, conviene inumidirlo leggermente utilizzando un pochino d'acqua. Vedete, quella lì è la testa e lì sopra c'è la coda poi della gallina. La lavorazione è abbastanza simile, anche qua cerchiamo di fare qualche striatura alla fine per dare l'effetto appunto delle piume e delle penne
del volatile. Vedremo poi come funzionerà la colorazione del tutto una volta che si è asciugato. Ho finito la gallina fatta con il DAS. Tutto sommato sono abbastanza soddisfatto. Secondo me tende a seccarsi un pochino più in fretta dell'argilla, ma la lavorabilità è abbastanza buona. Adesso lo metto ad asciugare e vedo se fa delle crepe anche questo materiale qua. Altro giro, altro regalo. Adesso sto realizzando un gallo e quindi avrà un pochino più di cresta e un pochino più di coda rispetto a una gallina normale, sarà un pochino più grande anche. Bene, ho finito anche questo che appunto dovrebbe essere il gallo e sono abbastanza soddisfatto, però a forza di lavorarla devo dire che preferisco l'argilla rispetto al DAS perché consente di lavorare meglio i particolari soprattutto. Consiglio di lasciare asciugare bene le statuine. Vedete che ha fatto una qualche crepa anche il DAS, tipo questa, ma anche l'argilla qua sul collo della nostra oca. Però complessivamente sono piuttosto soddisfatto del risultato. Adesso prendiamo degli acrilici. Ormai io mi sono appassionato a questa marca che si chiama Amsterdam, la trovo nella mia mesticheria e dà dei risultati veramente ottimi. Daremo prima una passata generale, poi alcune parti con il pennello bagnato e altre con il pennello asciutto, ma adesso vi faccio vedere. Ok, la prima base la daremo con questo color bianco leggermente sporco, però mi sono reso conto che può avere senso mettere qualche goccina di colla vinilica nelle crepe in modo che l'argilla lì, che è un pochino più debole, si compatti e questo Vinavil appunto ci aiuti per colmare le fessure che si sono andate a creare con l'essiccazione degli oggetti. A questo punto la prima mano la si dà a pennello abbastanza bagnato, diciamo, e serve per dare un fondo un pochino uniforme e in modo che il colore vada a entrare in tutte le parti, e serve anche, dato che è acrilico, un pochino a impermeabilizzare la parte e lo si dà del colore di base che deve avere poi la statuina. Quindi questo qui, che è il gallo, ci avrà delle parti un pochino più rossastre e delle parti un pochino più bluette, e quindi vedete che adesso sto dando il fondo. Nella zona bluette ci metto un pochino di grigio e in quell'altra ci metto un pochino di marrone. Adesso sto dando a colore abbastanza bagnato i colori che rimarranno poi nelle fessure e che quindi sono quelli un pochino più scuri, un pochino più in ombra, che servono per dare la profondità, e a seconda della statuina e della gallina che andremo a fare, alcune saranno grigie, alcune saranno molto color panna, altre saranno rossastre e quindi il colore di fondo è poi diverso. La basetta la faccio, questo qui sembra molto scuro, in realtà è una specie di verdone, un verde militare. Adesso sto andando a colorare le zampe delle galline e utilizzo un giallo, un arancione all'incirca, che è lo stesso che utilizzo anche per il becco poi dei nostri pennuti. Vedete, queste qui sono le gambe dell'oca e questo qui è il becco di una gallina. Così. Il colore non deve essere proprio uniforme. Per fare la crestina prendo del marrone rossastro e del rosso, li mischio un attimo e ci coloro i bargigli e la crestina delle galline e del gallo. Così, come vedete. Anche qua appunto il colore cerco di non farlo troppo acceso. A questo punto questa è la passata colore bagnato dell'oca ed è una specie di grigio, come vedete, un bianco un pochino sporco, e anche qui sto dando del colore un pochino più scuro a questa qui, che sarà la gallina che cova, che verrà rossastra. Questo invece è il gallo e vedete che anche qua sto dando una passata di colore bagnato per inscurire le parti, le fessure, le fughe, ecco, fra una piuma e l'altra. Adesso invece sto dando il pennello asciutto, quindi scarico dal pennello buona parte del colore e do degli strati sempre più chiari in modo che appunto prendano profondità. Per fare l'occhio con un pennellino fine una puntina di nero. Qui è la gallina color panna, diciamo, e sto dando a pennello sempre asciutto in modo che rimangano scure solo le parti che sono fra una piuma e l'altra.
In maniera simile faccio anche la basetta e questa qui che è la gallina rossastra, ecco. Qui le parti più esterne le faccio con un bianco sporco, però un pochino di rosso. Ed eccoci qui a fine video con i nostri pennuti finiti. Sono abbastanza soddisfatto del risultato e penso che possano andare bene per il mio presepe. Mi piace in particolare questo gallo che è venuto con il piumaggio qua tutto un pochino blu e mi sembra abbastanza carino. Adesso vi faccio vedere una piccola zoomata delle statuine e noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!